Capire la natura del tuo dolore potrebbe cambiarti veramente la vita, perché oggi purtroppo non si sa molto riguardo al dolore, se tu in questo momento stai soffrendo da dolori persistenti da più di 3-4 mesi, molto probabilmente un video così, una spiegazione così, non te l'hanno fatta molte persone e dovrebbe avertela fatta ovviamente il tuo medico, dei medici che ti hanno fatto una diagnosi. Purtroppo, come ti dicevo, non si sa molto sul dolore oggi, soprattutto in Italia, ma non perché la ricerca scientifica non sa riguardo al dolore, è semplicemente che le cliniche purtroppo oggi non usufruiscono di queste informazioni, vuoi per tempo, vuoi per ignoranza, vuoi perché si è sempre fatto così. Se soffri da dolori persistenti, che sia alla schiena, al collo, fibromialgia, è molto importante che sai queste informazioni per prenderti quindi tu la responsabilità di quello che hai e di come trattare la tua problematica in base alle informazioni che ti sto dando, in base alle informazioni che andrai a ricercare tu. Voglio farti vedere la differenza tra tre tipologie di dolori e vedere se tu rientri in questo neuroplastico nocicettivo neuropatico. Rientrare nel neuroplastico, che è l'80% dei dolori cronici intendo che si perpetuano per più di 3, più dell'80% fa parte proprio di questo neuroplastico. Oggi questo neuroplastico si tratta come se fosse o nocicettivo o neuropatico. Vuol dire che si tratta come se fosse un dolore da distorsione o un dolore che è causato magari da una frattura o dolore che è causato da una problematica patologica magari strutturale, ok? O magari è causata da una problematica in cui c'è un qualcosa di molto più grave, come magari un tumore o un'infezione. Ora, se tu ti trovi qui davanti, molto probabilmente non sei in questa situazione, perché queste problematiche gravi oggi si riescono a vedere con molta tranquillità. Quello che non si fa è capire che anche in presenza di ernie o di artrosi si possono avere delle problematiche neuroplastiche, quindi create da un sistema nervoso, il cervello. Quando dico cervello non vuol dire che te lo stai inventando questo dolore, vuol dire semplicemente che il tuo sistema nervoso genera il dolore per proteggerti, e vedremo poi perché vuole proteggerti, perché il dolore si perpetua. Te la faccio breve: il dolore in queste situazioni qui, dove il cervello crea e perpetua il dolore, è perché l'ha memorizzato nel sistema, perché il sistema non è regolato, il sistema nervoso è in costante paura, in costante ansia, ok? In costante stress. Questo può essere generato da molto tempo, ok? Magari molte volte da quando siamo bambini, vicissitudini e le nostre esperienze, ok? Prima di andarti a spiegare tutta questa lavagna qui, fammi presentare: sono Alessio Veneziano, sono un fisioterapista olistico, mi occupo di problematiche da dolori persistenti, quindi durano da più di 4 mesi. La mia terapia e quello che insegno ai miei pazienti e clienti è dargli gli strumenti per regolarizzare il tuo sistema nervoso attraverso un approccio educativo e psicologico per riequilibrare quindi il tuo sistema mente-corpo ed estinguere i tuoi sintomi, senza farmaci, senza interventi chirurgici, senza manipolazioni, massaggi, ok? Questo non è qualcosa che mi sono inventato io, è qualcosa che in base alle evidenze scientifiche oggi stiamo divulgando a tutte le persone che ne soffrono, ok? Soffrono da questi dolori neuroplastici. Andiamo direttamente al dunque. Neuroplastico, quindi collegato al cervello, si crea dal cervello e si perpetua dal cervello, ok? Nocicettivo: il dolore è sempre creato dal cervello, ma non viene perpetrato dal cervello, e la causa qui è che c'è un potenziale danno. Nocicettivo: normalmente si parla di dolori che vanno a proteggere il corpo, perché se si va oltre si crea una rottura, ok? Un potenziale danno. Esempio, c'è una pentola bollente, tocco la pentola bollente, ovviamente dopo
qualche millisecondo, secondo, tu togli la mano, togli il dito dalla pentola bollente o non lo metti dentro il fuoco, il dito, perché ovviamente ci sono dei recettori in tutta la mano, in tutto il nostro corpo, che vanno a proteggerti, vanno a dare un segnale al cervello e dice ok, per riflesso togli la mano, ok? Non cicettivo. Ovviamente qui potrebbe essere anche una distorsione, ok? Una distorsione, per evitare la distorsione, per riflesso il piede lo riaddrizzi, ok? Oppure magari non cicettivo perché c'è stato veramente un danno, a quel punto il dolore è lì per proteggere, ok? È lì per proteggere. Non devi, ovviamente, se ti fai una frattura, ti sei fatto una distorsione, ok? Ti sei distorto la caviglia inizia a fare male, perché fa male perché non vuole essere nuovamente toccata, mossa per fare ancora più danno. Neuropatico sono dolori, anche questi nella percentuale, qui non parliamo del 20% dei dolori più o meno, dove c'è un danneggiamento o un malfunzionamento del sistema nervoso. Danneggiamento o malfunzionamento del sistema nervoso. Questo può arrivare a causa di amputazioni, per esempio. Amputazioni, dopo l'amputazione il sistema viene danneggiato e crea questo dolore all'estremità. Oppure, modo generico, da diabetico. Qua lo saprai se ti troverai nel neuropatico o non cicettivo. Spieghiamo meglio il neuroplastico, che è la maggior parte dei dolori cronici, dolori neuroplastici, ovvero generati dal cervello, perpetuati dal cervello. Magari c'è stato un infortunio, ma quell'infortunio dovrebbe essere già guarito. Andiamo dentro per farti capire qual è il metodo, qual è l'autodiagnosi per te. Se non ti è stata fatta, potresti anche tu, in base a questo video, capire se ti trovi nel neuroplastico. E le diagnosi del dottore, la principale cosa che vanno a fare è capire se ci sono problematiche gravi, da tumore, infezione, ok, malattie autoimmuni, ok? Queste tre cose le vanno a escludere, e meno male che ci sono queste cose, cioè che vanno a escludere, ma non vanno a includere il neuroplastico, che può essere chiamato in inglese mind body syndrome, mind body pain. Quindi Howard Schubiner, che è un dottore esperto in queste condizioni neuroplastiche, anche un ricercatore scientifico molto conosciuto in America, mi ha insegnato questa diagnosi, ok? E questa la puoi fare anche tu, ok? Questa diagnosi va a vedere se rientri in questi criteri, che si chiama metodo FIT. F funzionale, inconsistente e FIT triggerato o innescato, ok? Ora andiamo su ognuna di queste per farti capire cosa vuol dire. Funzionale, quando il dolore è funzionale, quando ci sono i criteri che questo dolore è funzionale, quindi risponde a queste cose. Cosa vuol dire? Che è nato senza un infortunio. Ti ritrovi in questo? Il tuo dolore è nato senza un infortunio. Quando dico infortunio vuol dire trauma fisico, vuol dire incidente stradale, vuol dire se sei un calciatore ti sono entrati sulla gamba e ti hanno rotto qualcosa, ok? O ti hanno slegato qualcosa, ok? Cioè proprio fisico. Oppure sei caduto. Okay. Quindi se non è nato senza infortunio è già un check, ok? È già un check. Poi, infortunio sì, probabilmente c'è stato un infortunio, potrebbe esserci stato, ma entro i 3 mesi tutti gli infortuni, anche la frattura dell'osso più lungo del corpo che è il nostro femore, guarisce in 3 mesi se non ci sono complicazioni. Oppure c'è stato una rottura del crociato, per esempio, al ginocchio, anche questa entro 3 mesi, 3-4 mesi si recupera. Okay? Un altro indizio è che il dolore, se è neuroplastico, si attiva attraverso il pensiero. Cosa vuol dire? L'immaginazione. Potrebbe essere che se tu soffri da dolore al collo o da dolore alla schiena, questo è molto probabile nella schiena perché diventa un po' più acuto nei movimenti, se tu chiudi gli occhi e hai dolore alla schiena, pensa, o alla spalla anche, comunque fallo in base alla tua problematica, se tu chiudi gli occhi
e a quel punto pensi che stai muovendo la spalla in quella direzione dove normalmente senti dolore. E normalmente se arrivi a quel punto in più, normalmente senti dolore nella realtà. Se questo accade anche chiudendo gli occhi e immaginandolo, già qui c'è un indizio che è il cervello che attiva il dolore. Ok? Provalo. Poi, la I, l'inconsistente. Il dolore neuroplastico è inconsistente. Ciò cosa vuol dire? Che va su e giù, on off. La mattina è più grave, la sera è meno grave, è meno acuto, è meno forte. L'intensità cambia nel giorno, ok? Cambia. Si espande, magari dolore alla spalla e inizia ad andare dietro la scapola, dolore alla cervicale e inizia ad andare dietro la scapola. Migra, magari questo succede sia sempre nel dolore al collo, capita molto nella parte per chi ha dolori di emicrania, di migra, cefalea tensiva, dolore da spalla congelata, ok? Questo migra addirittura diventa simmetrico. Chi ha dolore a sinistra inizia ad andare a destra, chi ha dolore al ginocchio sinistro inizia ad andare al ginocchio destro. Simmetrico, si dice se tu hai dolore a sinistra inizia ad andare a destra. Questo è un grande criterio che probabilmente ci troviamo in un dolore neuroplastico. Triggerato, andiamo nell'ultimo criterio, negli ultimi criteri: triggerato o innescato, ok? Triggerato in inglese triggered, per quello che ho scritto innescato perché forse è quella traduzione migliore in italiano. Questo dolore può essere neuroplastico, acceso, innescato da diversi odori. Senti un odore particolare e inizi a sentirti mal di testa, inizi a sentire dolore, inizi a sentire nausea, ok? Stress, questo è molto importante, solo questo criterio potrebbe già darti un bel check che il tuo dolore è neuroplastico, che ovviamente è innescato da emozioni, ok? Se in vacanza il tuo dolore va su e va giù, dice già un grande indizio. Se è stato un periodo molto stressante dove senti dolore, grande indizio. Quando invece non sei stressato, il dolore va giù, ok? Hai capito cosa voglio dirti. Cibo, questo è capitato a me quando soffrivo da emicrania per qualche mese, tempo fa, anni fa, e pensavo fosse la glutine. Perché la glutine, appena mangiavo la pasta, il dolore andava su. Appena non la mangiavo, il dolore andava giù. Tu dirai, allora era la glutine. Ok, probabilmente poteva essere la glutine, ma com'è possibile che un cibo possa triggerare un problema strutturale, ok? Strutturale intendo, come può essere che solo un qualcosa dall'esterno del tuo corpo vada a creare dolore dentro il corpo. Questo può essere possibile appunto quando hai dolore neuroplastico, quindi da dolore sistema nervoso ipersensibile. Quindi non è veramente solo il cibo, è che a monte c'è un sistema nervoso ipersensibile. Tempo meteo, cambiamento di temperatura, cambio di meteo, va su, va giù il dolore. Movimento, questo è molto difficile da leggere perché ovviamente tu pensi se io giro con la sinistra mi fa male, se lo giro a destra non mi fa male, allora c'è qualcosa lì. Questo è un criterio che ad un occhio non esperto può essere un po' confuso, ti va a confondere, perché il cervello va a memorizzare il movimento e anche quando non c'è nessun problema a livello strutturale, quel movimento per lui è da proteggere, un movimento che in precedenza, in passato ha dato dolore e potrebbe darlo anche oggi e quindi rilascia dolore. Ma non c'è assolutamente nulla, perché se ci sono gli altri criteri che danno fatti che come fatti vanno verso il dolore neuroplastico, questo movimento è capitato a migliaia di persone che si sono curate attraverso una terapia psicologica, quindi cognitiva, di riprocesso del dolore, che quel movimento sono riusciti a farlo senza terapia fisica, senza medicinali, senza interventi chirurgici. Allora cosa puoi dire? Che era quel movimento o era il sistema nervoso che era in ipersensibilità? Il sistema nervoso era in ipersensibilità. Per chiudere, come un dolore strutturale può andare su e giù? Non è possibile. Se tu hai una problematica strutturale lì, questo diventa sempre costante, non si espande, e se si espande
in particolari regioni. Si riesce a capire perfettamente se il problema strutturale si espande, come se ci fosse veramente un'ernia che va a schiacciare un nervo, se hai dolori alla schiena, e molto probabilmente perderai forza alla gamba, perderai sensibilità alla gamba in una particolare regione della tua gamba, ok? Si chiamano miotomi ed dermatomi, non in una generalizzata zona, ok? E questo si vede molto chiaramente a livello diagnostico da un neurologo, ok? Però quando questa situazione non è chiara neanche ai neurologi, neanche ai dottori che ti hanno fatto la diagnosi, e non ti è stato detto che il tuo dolore è neuropatico, perché ci deve essere un danneggiamento o un malfunzionamento. Nei dolori neuroplastici non c'è danneggiamento né malfunzionamento del sistema nervoso, il tuo sistema nervoso è perfetto, non a caso reagisce a tutte queste cose qui, ok? Quindi se senti che rientri, in base a quelle cose che ti ho detto, in questi 3 criteri, la tua problematica molto probabilmente è di tipo neuroplastico. Quindi cosa ti serve fare? Non ti serve fare assolutamente nessuna terapia fisica, massaggio, ok? Probabilmente le hai già fatte queste terapie fisiche, non ti hanno dato risultati. Quello che ti serve è una terapia che vada a mirare il sistema nervoso centrale, il tuo cervello, le tue emozioni, il tuo livello di stress, calmare il tuo corpo. Però se fai la terapia senza sapere da dove arriva il dolore, come ti ho fatto vedere io, senza capire la tua storia, capire se veramente rientri in questa situazione, quindi c'è una parte di educazione al dolore, di neuroscienze del dolore, ok? Tutto questo che ti ho detto è fondato su evidenze scientifiche, ok? Che Howard Schubiner e altri suoi predecessori ci hanno dato oggi. La terapia che io uso si chiama metodo Neurobalance. Ho creato un corso dove metto tutte le terapie all'interno, che lo puoi fare in autonomia. C'è della mindfulness, c'è del tapping meditation, c'è del movimento fisico graduale, c'è la terapia cognitiva, quindi di educazione al dolore. Ti metterò in descrizione tutto quello che ti serve per andare a vedere le informazioni, per andare ad accedere al corso se ti può interessare. Tra l'altro siamo in questo momento, sarà lanciato il corso tra pochi giorni, se vedrai questo video tra diversi mesi probabilmente c'è una waiting list, c'è una lista di attesa per entrare al corso, però il link è sempre quello. Se questo video ti è interessato e ti è stato utile, aiutami a diffondere questo canale per sempre più persone, quindi metti un mi piace e iscriviti al canale, questo aiuta l'algoritmo di YouTube a andare a diffondersi a più persone possibili. Detto questo, vai a vederti questo video che ti metto qui a sinistra per andare ancora più a fondo su quello che puoi fare se questo qui sei rientrato in questi criteri, ok? Ci vediamo al prossimo video, ciao!